abbiamo un nuovo appuntamento appunto della nostra rassegna Incontri con. Abbiamo invitato Umberto Mattino, che ho conosciuto in un incontro di questa, parlavamo prima, è stato primavera del 2019 dell'anno scorso, giù a Romano presso la biblioteca, e io avevo già letto dei libri suoi, per cui da lì è partita il tutto, insomma. Quindi ha accettato il nostro invito e quindi lo ringrazio già da adesso di essere qui tra noi, dove è venuto a presentare l'ultima fatica. Questo è il libro I Cimbri. Chi sono allora i cimbri? Da dove arrivano? Domanda classica? Ci arrivo un po' alla volta per dirvelo. Chi ha letto i miei romanzi, sono dei romanzi gialli, sa che all'interno, nell'ambiente e in ciò che fa da contorno alla trama gialla, il problema, l'esistenza dei cimbri è sempre presente. Questo perché? Perché i miei romanzi sono ambientati genericamente nell'Alto Vicentino, talvolta un po' più sulla montagna, talvolta un po' più in giù nella pianura, ma il luogo è quello. E in quel luogo, in quel territorio, la presenza storica di una popolazione di origine tedesca arrivata qui a partire dall'anno 1000 in poi è una delle caratteristiche più strane, ma secondo me anche più significative del modo di essere adesso, attuale, contemporaneo, delle persone che abitano nell'Alto Vicentino, a partire da quell'arco di montagna che vanno proprio da Bassano e dallo sbocco della Val Sugana, Val Brenta, a finire fino alle porte di Verona. Tutto quell'arco di montagne, compreso il versante trentino, sono stato il territorio in cui a partire dall'anno 1000 e avanti poi per più di qualche secolo ha visto l'insediamento di una serie di coloni d'origine tedesca. Ecco, questa cosa qua, che detta qui è tutto qui, non è che ci sia particolarmente d'altro, non ci sono state battaglie, non è un popolo che è arrivato combattendo, si è insediato, non ci sono re, non c'è niente di eclatante, ma si parla semplicemente di poveri migranti che hanno accettato, a partire solitamente dalla Baviera, perché il grosso di quella popolazione è arrivato da lì, hanno accettato di venire qui a perdere la fatica, a perdere l'anima, a sputare l'anima sulle nostre montagne, che erano a quel tempo tutte quante grosso modo disabitate, cioè scarsamente abitate, ma sicuramente invece abbondantemente selvatiche, selvagge, non coltivate. Ecco, la colonizzazione delle nostre montagne e delle valli che separano un gruppo montuoso dall'altro è avvenuta a partire dall'anno 1000 da parte di questi coloni tedeschi. Ma come mai, uno si dice, questi coloni dalla Baviera hanno saputo che qua c'era da lavorare e sono venuti qua? Beh, innanzitutto, come premessa, a quell'epoca in Germania e nella Baviera in particolare era un periodo assolutamente nero, c'era disoccupazione e fame e quindi sono stati disponibili a venire. Questo dimostra che non sempre in Germania funziona tutto bene, qualche volta anche a loro capita di essere immigranti, no? Ma essenzialmente sono venuti qua perché le nazioni come le conosciamo adesso ancora non c'erano e politicamente a quel tempo l'intero Veneto, a partire sempre da Verona a finire, l'intero Triveneto, a finire ad Aquileia, faceva parte organica, era stato inserito in maniera organizzata all'interno del Ducato di Baviera prima e di Carinzia poi. E quindi l'intero territorio del Veneto non era una cosa differente rispetto a una vasta porzione dell'Europa centrale, quella che adesso chiamiamo in parte Germania, in parte Austria e nella fattispecie specificatamente la Baviera. Se noi andiamo a quell'epoca lì, nel libro troverete, c'è uno specchietto, addirittura i vescovi delle diocesi di Trento, di Verona, di Vicenza e di Padova, Padova perché, voi lo sapete bene,
c'ha la diocesi che arriva e comprende l'intero altipiano di Asiago, passando per un corridoio che prende dentro anche Romano, no? Sì. Siete della diocesi di Padova, ecco, vedi, siete stranieri rispetto a noi vicentini. No, ecco. Erano questi vescovi a quell'epoca tutti di origine tedesca e spessissimo di nomina imperiale, cioè era l'imperatore stesso che decideva chi faceva il vescovo, di solito scegliendoselo fra qualche suo cavaliere che non era manco sacerdote né niente, diventava vescovo dalla sera alla mattina. D'altra parte anche il Papa era abituato a far così, li trasformava addirittura in cardinali, senza che costoro fossero mai stati nemmeno sacerdoti. Diciamo, era un'altra epoca e le abitudini erano differenti, no? Ecco, il fatto stesso quindi che si facesse parte di una compagine statale, interregionale, che comprendeva le Alpi, comprendeva la Baviera, comprendeva il Veneto, e che lo stesso personale politico ma lo stesso personale religioso che aveva a quel tempo la proprietà di vasti settori della montagna, per cui l'ho citato i vescovi, no, fa sì che chiamare un contadino bavarese o chiamarne uno friulano o prenderne uno dalla bassa padovana era grosso modo la stessa identica cosa, non è che ci fossero problemi né di passaporto né di immigrazione né tutti i problemi che ci facciamo oggigiorno per via di tutte le organizzazioni che ci siamo dati. No. Quindi arriva questa gente di cui non sempre è facile ricostruire tutte le vicende, proprio perché non erano un popolo in marcia con i propri comandanti che viene qua e si insedia e fa un proprio Stato. Sono solo e semplicemente dei migranti, come tanti veneti sono andati a lavorare in giro per il mondo senza con questo formare degli stati all'estero. Così è successo quella volta. Interrogata questa gente sulla domanda chi sei, rispondevano in dialetto tedesco, era un dialetto molto antico perché si rifà appunto al medio-alto tedesco, che è il tedesco che si parlava da quelle parti lì nell'alto medioevo, intorno all'anno 1000 sempre. Rispondevano che erano Zimber, che nel dialetto cimbro vuol dire semplicemente carpentiere, boscaiolo, lavorante del legno in senso generale. Questo rispondevano. Questa parola Zimber, nel contesto latino-veneto nel quale loro si sono insediati, via via a orecchio è stata trasformata, sapete le parole come si trasformano, no? Nella parlata normale, e da Zimber è diventato cimbri. Non sarebbe successo nulla se dei studiosi, degli intellettuali, dei letterati nel 1300, sentendo che la gente su per i monti si chiamavano cimbri e non conoscendo assolutamente nulla loro di questa gente, però nonostante questo ne hanno scritto dicendo che in realtà costoro erano discendenti da un popolo barbarico che in effetti si chiamavano cimbri, quindi c'è stata questa assonanza che li ha fuorviati, che nel 110 a.C., quindi ben 1110 anni prima, era sceso dalla Danimarca, era arrivato in pianura padana, era stato bastonato dalle legioni romane, se n'erano andati via ed erano scomparsi nelle nebbie della storia, punto fine, come tantissimi altri popoli antichi di cui a un certo momento si perdono le tracce. Questi studiosi, che erano di Vicenza e di Verona essenzialmente, io mi ricordo sempre, qua ci sono citati, sono tre umanisti del 1300, io mi ricordo il nome di uno che si chiama Ferretto Ferretti, perché è semplice ricordarselo, gli altri non mi ricordo mai come si chiamino, e hanno deciso che la gente che abitava in quel momento sulle nostre montagne erano i discendenti da questi cimbri e teutoni d'epoca romana, ma così, per assonanza, per ignoranza loro, non sapendo che costoro in realtà in tutti i documenti vescovili di quell'epoca, di un secolo prima, di 2 secoli prima, quindi e anche in quel momento in cui loro scrivevano queste stupidaggini, erano sempre appellati come teutonici, come tedeschi, come alemanni, e si sapeva esattamente da dove venivano. Non era vera questa faccenda, no? Però
sapete, quando basta dire una stupidaggine, quella naviga, no? Anche al giorno d'oggi, basta che ci sia una cosa inventata, tutti quanti si convincono istantaneamente che è vera. Così è successa con questa strana derivazione di questo popolo a cui è stata attribuita un'origine antichissima. Si sosteneva che una volta sconfitti dalle legioni romane erano scappati sui monti, erano rimasti nascosti per 1100 anni senza lasciare traccia di sé durante questi 1100 anni, perché non c'è una lapide dove sassi uno sopra l'altro, uno scritto, nulla che lo attesti, e improvvisamente a partire dall'anno 1000 in poi sono riapparsi, chissà come mai, se prima stavano sconti sono invece adesso riapparsi, parlando fra l'altro un dialetto bavarese, no, che io nel libro ho scritto probabilmente avevano appreso per corrispondenza, visto che altro metodo per sapere parlare quella strana linguaggio non ci sarebbe stato, no? Quindi questa notizia, che è la notizia principale che voi trovate nell'80% dei libri sui cimbri, nel 90% dei siti su internet che parlano dei cimbri, trovate questa notizia. Ecco, questa notizia è una notizia falsa. Vi dirò di più, siccome io ho consultato molte tesi di laurea, perché oggigiorno sono online in certe università e quindi si riesce a leggerle senza dover andare a fare il giro dell'università, l'ultima cosa che mi passa per la mente, no? Ho scoperto che tantissime tesi di laurea scrivono sta idiozia passandola per vera, il che mi dispiace nei confronti dei ragazzi che l'hanno scritto, perché evidentemente hanno letto dei libri sbagliati e non erano informati. Mi dispiace molto di meno nei confronti dei docenti che firmano come relatori di laurea la tesi del proprio allievo, i quali, visto che hanno uno stipendio per studiare, invece lo studente paga le tasse, no, loro stipendiati dovrebbero minimamente, prima di scrivere stupidaggini, informarsi. Ecco, i cimbri sono dei coloni tedeschi che per qualche secolo dietro fila hanno continuato ad arrivare qua. Esistono contratti, diplomi vescovili e di nobili feudatari, perché la montagna, oltre che essere di proprietà dei vescovi, era proprietà anche dei signori dei feudi. Non è che ci fosse soltanto loro, anzi c'erano anche i conventi cittadini che di solito, i conventi a Vicenza, a Verona, lo stesso arcivescovo di Aquileia, erano proprietari anche loro di grandi pezzi delle nostre montagne. Ci sono gli atti in cui si spiega proprio il meccanismo di colonizzazione delle nostre montagne. Il meccanismo era questo: quando uno di questi proprietari decideva di mettere a coltura una parte della propria proprietà, si metteva d'accordo con alcuni personaggi, delle specie di gastaldi, di rappresentanti di questa gente, di questi coloni, e attribuiva un maso con 25 campi, qualche volta erano 24, qualche volta erano 26, mediamente era 25 campi a ognuno, in cui nell'atto era stabilito quanta parte doveva essere trasformata da bosco in pascolo, quanta parte doveva essere trasformata da boscolo in campo coltivato e quanta parte doveva restare come bosco, perché il bosco dà legname, dà tutta un'altra serie di prodotti che erano importanti nell'economia di allora. Questi documenti ci sono e attestano proprio il meccanismo. Per dire a mente, mi ricordo uno del 1328 del vescovo di Vicenza che si mette d'accordo con un rappresentante di questi coloni cimbri che abitava a Recoaro, che era zona già colonizzata dai cimbri, e gli assegna 650 campi divisi in masi da 25 campi ognuno sui colli iberici, e specifica nell'atto che voleva che questi lavoranti che arrivavano giù sui colli iberici fossero teutonici e non latini. Non voleva gente del posto, voleva manodopera specializzata, perché ormai questi coloni si erano proprio specializzati in un'attività che nel termine medievale si dice svegrare, che era trasformare, condurre a coltivazione la montagna che gli veniva assegnata.
vi ho riferito un documento del 1328, quindi non dell'altro ieri, è molto antico, che parla addirittura dei colli iberici. Perché l'altra inesattezza che circola nella storia dei cimbri, nei libri che ci sono già, non in tutti, e in molti siti su internet, è che i cimbri sarebbero insediati sull'altipiano d'Asiago, i 7 comuni, in Lessinia, la comunità dei 13 comuni, e a Luserna. Punto e fine. Ecco, questo è sbagliato, non è vero. Storicamente è dimostrato che, anzi, è dimostrato molto di più rispetto a queste località che per una serie di motivi storici hanno pochissima documentazione, soprattutto l'altipiano d'Asiago, che è l'insediamento più antico, in realtà è privo di documenti perché sono stati tutti bruciati, incendiati a partire dal 1400, la botta finale nel 15-18 quando hanno raso al suolo l'intero altopiano, e documenti antichi proprio ce n'è pochissimi riguardo a quella colonizzazione. Diciamo che invece i documenti dimostrano che la colonizzazione, come vi dicevo prima, è partita, cioè comprende questa zona qui, e anzi storicamente, fra l'altro, per certi aspetti è partita proprio da qui, da Romano d'Ezzelino, no? E va a coprire tutto l'arco alpino fino a Verona, e nella striscia di colline che da Campogrosso, che è il passo che c'è sopra Recoaro per andare in Vallassa, per andare verso Rovereto, c'è una striscia di colline che scende giù, scende giù, scende giù, va a finire a Sovizzo, Creazzo, Altavilla, e poi di là c'è una cesura dove passa l'autostrada e la ferrovia, poi di là ci sono i colli iberici, dove c'è stato anche lì documentato storicamente, come ad Altavilla, come a Sovizzo, come a Creazzo. Stiamo parlando di paesi che, se non ci fossero i cartelli, tu credi che sei in periferia di Vicenza ancora, che è ancora da uscire dalla città. No, sono arrivati a colonizzare fin lì. Creazzo e Sovizzo sono stati i nobili bissari, che hanno fatto proprio lo stesso identico meccanismo, i 25 campi, un maso per ogni famiglia che veniva insediata sul proprio territorio. Insieme ai 25 campi gli si dava anche un sacco di frumento per la prima semina, perché se no uno può anche trasformare in campagna, ma mica che viene su da solo le cose, no, una botte di vino come bene di prima necessità. Già allora i vescovi avevano capito con chi avevano a che fare, no? E a moltissime di queste comunità, via via che si formavano, perché finché erano famiglie sparpagliate magari non c'era neanche ancora questa prerogativa, ma poi sai, in fondovalle, nei posti più elevati, nei posti più significativi dove si metteva la chiesa, si formava un nucleo più consistente. Gli viene dato lo ius patronatus, che è cosa? È il diritto di autonominarsi il proprio parroco. Moltissime delle comunità dei paesi di montagna, qualcheduno ancora oggi addirittura, anche se adesso è una cosa meramente formale, lo decide il vescovo chi è il parroco, poi gli fa ratificare al consiglio parrocchiale quello che era stato definito, ma a quei tempi era proprio un potere reale quello di autonominarsi i sacerdoti. E questo perché? Perché il problema era che loro parlavano un dialetto che nessuno capiva, e un sacerdote che non conoscesse il loro dialetto non serviva a niente. E infatti, a partire dal 1300 a finire a metà del 1600, in qualche caso addirittura fino quasi al 1700, le parrocchie montane sono state rette da sacerdoti di lingua tedesca. Il meccanismo grosso modo era che era come se si pubblicasse un annuncio nelle varie diocesi tedesche di Frisinga, di Monaco, di Linz, di Innsbruck, eccetera. Assegnasi parrocchia con 4 campi, 2 vacche e un maiale, perché il problema grosso era che allora non c'era l'8 per 1000, non c'era mica niente, il parroco doveva mantenersi con quello che buttava la proprietà della singola parrocchia. I parrocchiani erano più poveri ancora di lui, quello c'era, punto e fine, non è che riuscissero a pagare più di tanto, già dovevano pagare le decime
di solito ai vescovi, poi ai feudatari e così via, e quindi sangue dalle rape non è che si potesse tirar fuori. Aspetta, volevo leggere a proposito di questo, che mi era piaciuto un passo proprio su questo punto, che dici: nelle parrocchie cimbre i sacerdoti e i fedeli parlavano la stessa lingua, si nutrivano con lo stesso scarso cibo e pativano le medesime disgrazie, il clima rigido, le carestie, la miseria diffusa. Il parroco non era soltanto nominato dal popolo, ma viveva col popolo e come il popolo. Ben si comprende perché in tale ambiente non abbia mai avuto fortuna nei secoli successivi l'anticlericalismo. Su questi monti i sacerdoti non costituivano un ceto privilegiato, stipendiato dai ricchi possedenti terrieri, dai nobili o dai ceti dirigenti, così come invece accadeva in altre parti delle nazioni e soprattutto nel meridione. Quindi pativano anche loro ed erano, sì. Quindi la comunità era coesa. Era molto coesa. Se voi conosceste il meridione d'Italia, anche lì sono ultracattolici persi via per la Madonna, no? Faccio i soldoni, no? Ma tendenzialmente, e quello lo si percepisce, basta vedere per televisione le processioni, le cose eccetera, vedete che c'è un aspetto più di superstizione, di autonomia rispetto ai dettami della Chiesa, no? Questo perché c'è sempre stata una significativa frattura fra il ceto religioso e la popolazione, perché tendenzialmente nel meridione d'Italia i sacerdoti sono sempre stati mantenuti dai nobili, dai baroni, dai proprietari terrieri eccetera, di feudo baronale è durato, mentre qui è scomparso nel Medioevo, lì è durato fino agli inizi del Novecento, quindi capite bene che di fronte a una popolazione assolutamente misera avere dei sacerdoti che rispondono per mangiare, per vivere, per quello che dicono al proprietario di tutti i terreni, che quindi è quello che fa il bello e cattivo tempo nel luogo, crea una certa qual separatezza. Quindi nonostante che la popolazione sia religiosa, tendenzialmente la popolazione si inventa una propria religione, no? Cioè tende, diciamo, a non prestare, a non seguire con molta disciplina il pastore ufficiale della Chiesa, mentre qui anche nell'Ottocento, quando si è formata l'Unità d'Italia e il governo risorgimentale era un governo anticlericale al massimo, hanno espropriato conventi, chiese e tutto quanto, facevano una politica veramente di contenimento del potere temporale della Chiesa in maniera molto sbrigativa. No, non si è mai creato qui un sentimento anticlericale. Qualche sacerdote non era simpatico, ovviamente gli stava sulle scatole a chi non era simpatico, ma voglio dire, come modo di essere della popolazione c'è sempre stata una forte unità, soprattutto nelle zone montane, il che non vuol dire che poi questi sacerdoti tedeschi brillassero per dottrina, per sapienza e per cultura, no, erano proprio uguali ai loro parrocchiani. Questo al limite univa un po' di più, erano, diciamo, più che essere pastori di pecore, erano pecore nere tanto quanto il proprio gregge per tanti aspetti. Ci sono le relazioni dei vescovi del 500 e del 600 che facevano il giro delle parrocchie montane e scrivevano giù tutto quello che scoprivano dentro a queste parrocchie. Sti qua ne combinavano di tutti i colori all'osteria e in giro a donne, ma erano altri tempi, anche il Papa faceva così, quindi non è che ce la possiamo prendere con l'ultimo dei sacerdoti su per monte, no? Ecco, il fatto di avere nelle comunità il sacerdote che talvolta sapeva anche leggere e scrivere mentre loro erano analfabeti, ma comunque era quello che aveva a che fare con un argomento serio e col sacro, perché comunque era quello che gestiva, diciamo, la religione nella comunità. Questo è stato un elemento che ha risaldato tantissimo la coscienza, la conoscenza di se stessi come popolazione. Il fatto che questa popolazione, pur essendo dei poveri migranti senza arte né parte, diciamo, no, abbiano mantenuto per secoli la conoscenza della propria origine e la conoscenza, l'uso della propria lingua, è una cosa che non si verifica mai nei movimenti migratori. Già che so, gli italiani che sono andati in America 100 anni fa, no, non sanno più parlare l'italiano, e
spesso qualcuno di loro manco sa che come sia l'Italia e dove sia esattamente, perché mica che sono tutti studiati e letterati, no? E questo si parla di 100 anni. Voi capite che di 100 anni di adesso, con i mezzi che ci sono, di comunicazione, i libri, la televisione, il cinema e tutto quanto, quindi voglio dire, in una situazione assolutamente privilegiata rispetto a un tempo, pensate nell'alto medioevo, no? In cui si navigava nel buio più totale della conoscenza del mondo come fosse, no? Eppure no, sono riusciti a mantenere questa cosa per secoli, secoli e secoli. Uno degli elementi è stato proprio questo, avere dei propri pastori che parlano la propria lingua e che danno dignità di lingua al proprio dialetto. Voi sapete benissimo come, che so, negli anni 50 e 60, quando era giustamente di moda di imparare l'italiano, spesso il dialetto era considerato una cosa vergognosa, no? Che chi lo parlava era considerato un po' di meno rispetto agli altri, uno un po' più rozzo, uno un po' più... Adesso si è perso questa cosa, adesso tutti quanti sanno che è bene conoscere l'italiano per relazionarsi nel mondo intero ed è altrettanto bello conoscere il dialetto per relazionarsi con i propri compaesani, con la propria famiglia, con i propri parenti. No, sono due livelli differenti di comunicazione, uno è la comunicazione degli affetti e della socialità, l'altro è la comunicazione del sapere, degli affari e via discorrendo, no? Ecco, loro hanno avuto questo tipo di cose, ma paradossalmente anche l'invenzione di cui vi ho detto prima, del fatto che loro si chiamassero cimbri anziché zimber, no, e che fossero discendenti da un antico popolo barbarico che aveva combattuto eroicamente contro le legioni romane, questa fandonia, il posto dove ha avuto più successo è stato proprio nel mondo del cimbro. Perché? Perché gli ha dato intanto un passato eroico che non avevano, suscitando quel minimo di orgoglio che è sempre necessario se ti trovi in un contesto sociale che se tutti differenti da te e sono tutti quanti quelli che contano, sono diciamo che non pensano certo di mantenere le tue tradizioni, il tuo folklore, la tua cultura, no, avere da mettere sul tavolo un'origine così importante, così nobile, ha contribuito anche questo a rafforzare la stima di se stessi. L'altra cosa è che gli si è fatto capire con una parola solo, chiamandoli tutti con lo stesso nome, che fossero abitanti in fondo qui alla Val Brenta, o che fossero abitanti sopra i Lessini, che fossero giù per la Vallassa, che fossero sull'altipiano di Lavarone, con lo stesso nome, Cimbri, gli ha fatto capire che era tutta gente uguale, perché a noi sembra adesso così, stando tranquillamente nel 2020, dire beh vabbè, erano tutti una faccia, una razza, c'era chi è arrivato prima, chi dopo, sì, ma chi prima, chi dopo si parla di 2 o 3 secoli, spesso il dialetto, perché parlavano il dialetto cimbro, ma il dialetto come il dialetto veneto, no, è differente da un paese all'altro, quello che si parlava in altopiano d'Asiago non capivano niente in Lessinia, e il sapere che si era parenti, cioè che si era originari dello stesso posto, lo sapevi solo se prendevi da Asiago e a piedi te ne andavi fino in Lessinia e lì ti informavi, ma nessuno era così cretino di farlo, perché cioè, voglio dire, non è un percorso breve, non è che uno prendesse l'automobile, non è che accendesse la TV, non è che leggesse il giornale, non c'era nulla di tutto ciò, trasporti compresi, per cui queste comunità, queste piccole contrade perse in giro per la montagna spesso non sapevano nemmeno quanti fossero, dove fossero e da dove venissero tutti quanta questa gente che c'era in giro. Chiamandoli tutti con lo stesso nome gli si fa capire che sono un popolo, un piccolo popolo, che sono un gruppo di persone omogenee che hanno una certa storia, una certa origine, eccetera. Ecco, l'impostare così il discorso porta a una conclusione molto importante, che questo non è proprio scritto da nessuna parte, se non nel mio libro, quindi può darsi anche che sia sbagliata, ma è l'idea mia, no? Il fatto che la presenza di questa popolazione, che è durata per secoli e dura tuttora perché nessuno ha mai ammazzato quelli di origine bavarese in giro, no, con un intervento mirato, quindi ci sono ancora, si sono fusi con la popolazione esistente e gli antichi montanari veneti e gli antichi montanari tedeschi si sono
fusi insieme, creando la popolazione attuale di queste zone, con quindi caratteristiche che probabilmente vengono dalla tradizione veneta e con altrettante caratteristiche che vengono da una tradizione culturale, da un modo di essere, dal folklore di questa popolazione d'origine tedesca. Dicevo, questa gente che si è fusa insieme non è più semplicemente insediata sull'altipiano dei 7 comuni, sui lessini dei 13 comuni e a Luserna, perché è l'altro posto che viene sempre citato, che se noi consideriamo al giorno d'oggi sono circa 30.000 abitanti, ma sono tutta una serie di comuni che li vedete colorati nella pianta lì e che poi comunque li trovate, perché è un gentile regalo dell'editore, questa piantina c'è dentro in ogni libro, no? In un'area dell'Alto Vicentino che arriva giù fino a toccare i Colli Iberici di 400.000 persone. 400.000 persone che non sono rimaste, essendo trascorsi 10 secoli, non sono rimaste con le caratteristiche iniziali di boscaioli che parlano in dialetto tedesco, ma che, essendo passata la storia nel frattempo dal Medioevo al Rinascimento, dal Rinascimento all'Illuminismo, dall'Illuminismo alla Rivoluzione Industriale, dalla Rivoluzione Industriale ai tempi odierni, contemporanei, no, anche loro, come tutti voi, come tutto quanto l'Alto Vicentino, come tutto il resto d'Italia, si sono via via trasformati nei mestieri, nel modo di essere, nel modo di parlare anche, si è perso purtroppo quasi completamente la conoscenza dell'antico dialetto, no. Ma voglio dire, il peso di questa popolazione è molto più significativo e si tratta allora di vedere, di capire quali sono le caratteristiche, se ci sono queste caratteristiche, sia dal punto di vista della cultura, sia dal punto di vista del folklore, sia dal punto di vista delle vicende storiche che sono succedute. Perché noi, e qui nel libro sono 13 argomenti, 13 piccoli saggi, quelli che sono raccolti, che trattano vari argomenti in maniera grosso modo cronologica, ma non ha importanza. E sono tutte le esperienze che nelle nostre valli, sulle nostre montagne, nel nostro pedemonte vicentino, veronese e trentino, la popolazione ha attraversato di specifico, diciamo, di questi luoghi, perché in generale ovviamente ha passato la prima guerra mondiale, la seconda, e tutti i grandi avvenimenti, e quello non ce li ha mica risparmiati nessuno, no? Ma quello, diciamo, sono uguali per tutta una gran parte della nazione e dell'Europa, non sono tipiche, no? Ma il discorso della presenza che vi ho già illustrata dei sacerdoti tedeschi, il discorso della presenza dell'eresia protestante, che è uno delle conseguenze della presenza di sacerdoti tedeschi per certi aspetti, no? La pratica del banditismo, la pratica del contrabbando, l'esperienza delle truppe regolari veneziane di controllo dei confini fatte con popolazione locale anziché con soldati veneziani, diciamo, a soldati dello Stato, no? E poi la grande esperienza della rivoluzione industriale. Io ci ho scritto un romanzo intitolato I Rossi e parla come la gran parte di questa popolazione d'origine tedesca, fusa insieme con la parte di origine veneta, a un certo momento non ha potuto restare insediata solo sulle parti alte del territorio dove l'economia silvopastorale riesce a mantenere la gente. Ci sono pascoli belli in altipiano, ci sono boschi ricchi in altipiano, ma se noi cominciamo ad andare giù in Val Brenta, andiamo nella Valle dell'Astico, nella Valle dell'Eogra, che è quella di Schio, nella Valle dell'Agno, nella Val Chiampo, boschi, pascoli e tutta l'economia silvopastorale non vale un accidente, cioè nel senso ti fa vivere una vita di stenti, non è che ti dà una prospettiva, ti dà la prospettiva dell'emigrazione, no? Lo sappiamo benissimo perché sono state zone, terre di grande migrazione per via della miseria. E però la miseria e la fame aguzza l'ingegno
e l'esperienza della vita dura ti crea un carattere che ti insegna a darti da fare, perché nessuno pensa a te, tu puoi morire di fame e nessuno muove un dito. Ci sono statistiche sui morti di fame nei secoli scorsi dalle nostre parti che sono agghiaccianti. Per dirne uno, la Valposina nel 1820 c'è una piccola carestia, su 3.000 abitanti ne muoiono 200 di fame semplicemente, no? Oltre che morire poi tutti gli altri per tutte le altre cause per cui morivano. Di fame 200 li trovavano morti in giro ai crocicchi delle strade, dentro un bosco di qua e di là, no, perché avevano tentato di coltivare fino all'ultimo momento, poi schiattavano letteralmente. Ecco, questa gente a un certo momento cambia mestiere, non può continuare a fare il pastore o il boscaiolo o cose del genere nei posti in cui non si riesce a fare ciò. Si comincia a dedicare da una parte alle cave di pietra, che anche su per i monti avevano avuto esperienza di estrazione di pietre e di marmi. La Val di Chiampo è ancora lì che tira fuori pietre al giorno d'oggi, no? E poi nell'artigianato, cioè incomincia un'esperienza di miniere e di metallurgia, e incomincia una cosa assolutamente normale per quei tempi, e se ci pensiamo addirittura non si capisce, se non il fatto che gli è stato impedito, come mai non si fosse sviluppata prima, l'attività nel settore tessile. Pensate che nel 500 solo in Altipiano d'Asiago c'erano 200.000 pecore. Per dirla, a Padova nel 500 ce n'erano altrettante, cioè 150.000 pecore. Pensate in giro per l'intera fascia pedemontana quanta lana c'era a disposizione, quanta materia prima e quanta forza motrice i corsi d'acqua che vengono giù dalle montagne poteva garantire e fornire per le attività che si volessero intraprendere. Quando finalmente la Repubblica di Venezia incomincia a essere declinante e quindi la corporazione dei lanaioli veneziani e vicentini, quindi di Vicenza città, tolgono alla fine del Settecento la proibizione che era su tutta quanta la fascia pedemontana di lavorare, di produrre la stoffe di pregio, i panni alti si chiamano, per cui tu potevi soltanto tessere la stoffa di minor valore, tela di sacco poco più, che la vendevi a gente povera tanto quanto te, che quindi non è che ti servisse per guadagnare più di tanto. Ecco, cade questa proibizione non esisteva solo per Marostica, perché era città, paese, circondato da mura e quindi considerata città. Per tutti gli altri posti, Bassano compreso, Schio, Valdagno, eccetera, era proibito, no? Cade questo divieto e un po' alla volta succede un fenomeno di importanza europea per certi aspetti e mondiale per altri aspetti. Succede che inizialmente proprio tramite un ambasciatore veneziano, Nicolò Tron si chiama, un ambasciatore veneziano a Londra, al momento in cui abbandona Londra e torna in patria, vuole portare le tecnologie della rivoluzione industriale che nel Settecento in Inghilterra era già completamente esplosa. Vuole portare i nuovi sistemi di telaio con la navetta volante che non chiede più il fatto che sia tanta gente intorno a sto telaio, ma che va, diciamo, quasi da solo, di modi di filatura assolutamente più efficienti, di capacità di tintura dei tessuti che gli dà una cosa di gran pregio, e l'utilizzo di lane pregiate, non più le lane dell'altipiano o cose del genere, ma le lane merinos che arrivavano già allora dall'Australia, no? E quindi la possibilità di fare questi tessuti pregiati. A Schio si incominciano a produrre le londrine da Londra, cioè del tessuto identico ai tessuti inglesi, che erano quelli di maggior pregio al mondo. Questo inizio di rivoluzione industriale vede la partecipazione, anzi la promozione come imprenditori e come manodopera di tutta la popolazione delle nostre montagne. Noi abbiamo che tutta la prima generazione di industriali che mette su i primi stabilimenti sono tutti quanti con cognomi d'origine cimbra, da Rossi, che è il cognome tipico dell'altipiano, quindi l'Alessandro Rossi di Schio, che viene giù da Santa Caterina, la sua famiglia Santa Caterina di Lusiana, ai Marzotto che vengono giù da Chiampo, per altri di cui vi dico il nome, che
per voi non vuol dire niente, Schio qualcheduno li conosce perché ci sono i nomi delle strade, mica peraltro, mica che siano tanto studiati neanche lì, ma voglio dire, i Dalbrun, i Conte, i Lora, e poi nel settore metalmeccanico partiamo dai Laverda, sempre che viene di gente che viene dall'altopiano, i Depretto, gente che viene dalla Valposina come origine di famiglia, e così via, tantissime industrie che hanno cognomi tipo Drago, Cortiana, tutti cognomi riconducibili a questo tipo di origine, e manodopera esattamente uguale, perché quando incominciano ad aver bisogno di manodopera, finalmente quella situazione di miseria e di degrado che c'era in queste valli inospitali trova uno sbocco di un lavoro operaio che garantisce un salario. È la prima volta che la popolazione, in termini generalizzati, incomincia ad avere dei soldi, pochi, maledetti, ma subito, ogni settimana, ogni 15 giorni, pagati. L'avere del denaro, cosa che nel mondo precedente di agricoltura e di povertà era una cosa che avveniva una volta all'anno e che li teneva il capofamiglia e decideva lui come poter spendere quei 4 denari che avevano, che dà una libertà, una emancipazione dalla schiavitù del lavoro reale, perché tu cominci che quei soldi li spendi come vuoi, magari te li bevi tutti in osteria come spesso succedeva, ma lo puoi fare, cioè puoi anche essere un disgraziato per scelta personale, non per destino come era prima, no? Ecco, ma questa rivoluzione, oltre che creare nel giro di 30-40 anni un settore industriale che al momento in cui Rossi lo riunisce i propri stabilimenti in un'unica società nel 1873, una società per azioni con capitale straniero per la gran parte, diventa la più grande società d'azioni italiana, quindi quella col maggior capitale, e diventa il complesso di fabbriche, perché erano una decina di fabbriche che mette insieme, la più grande industria tessile d'Europa. Tutte le altre fabbriche intorno, dai Marzotto ai Conte, a tutti gli altri che adesso non mi stanno venendo, i Carbini, i Fogazzaro, eccetera, i Fogazzaro sono parenti del Fogazzaro scrittore, facevano gli industriali tessili, sono di origine cimbra pure loro, no? Si aggregano, cioè non è che si fondono insieme, ma usufruiscono del traino economico e commerciale della grande società che fa da apripista, diciamo, sui mercati. Copiano i sistemi di lavoro, acquistano le stesse macchine, tutte sul mercato estero, usufruiscono degli stessi tecnici che via via portano via o assoldano loro direttamente all'estero, perché Rossi la cosa che fa è che porta qua tutta la tecnologia che ha raccolto in giro per l'Europa, quella più avanzata, tutti i macchinari e più di un centinaio di tecnici stranieri, tedeschi, belgi, francesi, inglesi. Si ripete di nuovo questa migrazione di tecnologie e di gente straniera che già si era verificato con l'immigrazione cimbra all'inizio nel Medioevo, che si era ripetuta al momento in cui hanno scoperto le miniere, e per circa 80 anni e poco più c'è stata una grandiosa attività mineraria, soprattutto nella Valle Eugra, con arrivo ancora di tedeschi, di tecnici esperti di miniere, perché avevano sto pallino e questa capacità superiore a tutto il resto del mondo, e i tedeschi, di lavorazione dei metalli e quindi di estrazione dai minerali i metalli, no? Ecco, di nuovo tecnologie e gente da fuori che arriva qua. Quindi quando poi al giorno d'oggi voi sapete benissimo che l'80% delle piccole industrie nostre dell'Alto Vicentino commerciano abitualmente col resto del mondo, vanno alle fiere internazionali, hanno macchinari, tecnici e cose che circolano in giro. Vedete che è una tradizione da sempre, non è una cosa che è nata adesso come in tante altre parti d'Italia perché c'era la crisi e hanno dovuto
imparare a galoppare. Qui si è sempre galoppato. Se voi leggete la storia di Tonle di Rigoni Stern, vi racconta come il povero Tonle già nel 500 galoppava in giro per le montagne, andando fino in Slesia, andando in Polonia, andando in Germania a vendere i prodotti dell'altipiano, dandosi da fare come tantissimi altri. Bassano, voi lo sapete benissimo, che aveva addirittura il monopolio della produzione dei santini in epoca, cioè è come se adesso uno avesse il monopolio di Facebook, cioè della comunicazione, e andavano in giro per l'intera Europa semplicemente per portare queste cose, con un interscambio di cultura, di informazioni, di conoscenza col mondo intero, quindi non chiusi, sì, chiusi dentro nelle proprie valli a soffrire, ma capaci di andare in giro per il mondo a imparare, ed è così che qui è arrivato poi il benessere, da questa capacità, non certo dalla scienza infusa, non certo dall'aiuto statale o cose del genere, no? Rossi però, oltre a fare questa grande operazione di traino, insieme quindi a tutti gli altri industriali dal punto di vista economico, quindi di dare una prospettiva di lavoro, di dare un minimo di salario, dico sempre minimo perché stiamo parlando dell'800, erano padroni, paron ottocentesco, diciamo, non è che fosse proprio di manica larga, no, però voglio dire, comunque doveva dare da vivere a chi lavorava per lui, no? Dicevo, oltre a far questo, per cui ad esempio i lavoranti dello stabilimento di Alessandro Rossi, quando gliel'aveva passato suo papà, erano 40, erano 50, di cui 10 in fabbrica e 40 a domicilio, no, dopo 40 anni sono 5.000 solo nei suoi stabilimenti, e così in tutti gli stabilimenti vicino. Poi arriviamo ai primi del Novecento, che anche nella Valle dell'Agno, Marzotto, diventa grande tanto quanto quelli dell'altra valle, no? E si ha questo grande tipo di sviluppo. Questo tipo di sviluppo però non è soltanto economico. C'è stata una cosa che ha fatto sì che la popolazione dell'Alto Vicentino abbia vissuto un'esperienza che l'ha posta all'avanguardia del mondo intero e l'ha portato la popolazione delle nostre montagne, delle nostre valli, del nostro Pedemonte, che prima vi ho detto è stata connotata per secoli dalla miseria, dalla fatica, dall'ignoranza, perché mica che c'erano le scuole, le cose, eccetera. In questo momento stacca completamente questo tipo di tradizione che era comune a tutta la popolazione del Veneto, di gran parte d'Italia, le campagne povere, le campagne che davano solo migranti, punto e basta, no? Cambia discorso. Perché? Perché, e in questo è proprio l'Alessandro Rossi in quanto persona, quindi mentre nell'operazione economica c'è lui e ci sono tanti altri imprenditori che uno spingendo l'altro realizzano quel miracolo economico di creare la grande industria dalle nostre parti, dal punto di vista invece del welfare aziendale, si chiama, cioè del riformismo sociale, è proprio lui la punta avanzata. Perché? Perché andando in giro per il mondo di allora, in giro per l'Europa, aveva visto già le prime realizzazioni di riformismo, di venire incontro alle esigenze della nuova classe lavoratrice che prima non esisteva e che si accalcava dentro le maggiori città, soprattutto quelle inglesi, che avevano un modello molto accentrato, ma anche in Belgio, in Germania e in Francia, dandogli i primi servizi sociali, diciamo. Lui coglie questo tipo di aspetto e rendendosi conto che qui avere soltanto nella sua fabbrica già 5.000 dipendenti che prima erano su per i monti a zappare la terra e che adesso si trovano a fare gli operai per 14 ore al giorno, quindi tanto tempo per zappare la terra non gli rimaneva assolutamente, incomincia a sviluppare quello che si chiama appunto il welfare aziendale, il riformismo sociale, e nel giro di pochi anni crea una serie di servizi e di istituzioni operaie che non esistono sulla faccia della terra, e cioè la cassa pensioni. Fino ad allora, quando uno diventava vecchio veniva licenziato, punto e fine, e se c'era qualcuno che lo manteneva buona, se no moriva di stenti, no, perché era così la vita, no.
e fa la cassa pensioni, fa la cassa malattie. Fino allora, quando uno si ammalava, veniva intanto licenziato perché non lavorava più. Secondo luogo, se aveva i soldi per curarsi, buono, se no moriva di quella malattia che si era preso, e invece crea un servizio sanitario nazionale, diciamo locale invece, no, che non esiste da nessun'altra parte d'Italia. Incomincia a fare le cooperative di consumo, incomincia a fare tutti i servizi sociali, a partire da tutte le scuole di ogni ordine e grado, dall'asilo nido, la scuola materna, le scuole superiori fino all'Istituto Rossi di Vicenza, no? Incomincia a fare le ferrovie, incomincia a fare i macelli comunali, incomincia a fare il mercato coperto, incomincia a fare le case, i quartieri per lavoratori, tutta una serie di cose che non esistevano sulla faccia della terra in quella misura, in quella completezza, in quel progetto di avanzamento sociale che fa di botto passare la nostra popolazione dell'Alto Vicentino dalla condizione normale, quasi di impronta medievale che c'era nelle campagne, di povertà, di fatica e senza prospettive alcune, alla modernità, cioè a quello che noi oggi consideriamo normale. Ieri facevo questo discorso alle scuole lì di Tiene, c'erano un centinaio di studenti, io più vecchio avrà avuto 16 anni, 17, no, per loro assolutamente non passa neanche per anticarne del cervello che queste cose siano delle conquiste, che avere l'assistenza sanitaria è stata una conquista, che avere la pensione è stata una conquista, ce la stanno cercando di cavare, ma comunque diciamo no, del tutto mai non potranno toglierla, no, e così via, no. In quel momento, per darvi esattamente qual era il clima e per farvi capire quindi l'importanza per questo mondo delle nostre montagne, che nasce nel Medioevo, che nasce con la fatica e sodando la montagna, lavorando nei boschi, eccetera, e poi via via innesca questo processo tutto basato sulla propria intelligenza e sulla propria forza, perché altro non c'è stato, non è che c'è stata la Banca Europea degli Investimenti che ha dato un'apertura di credito, cose del genere, non esisteva, se li sono trovati i creditori. Rossi, per poter fare la sua grande azienda e fare tutti i servizi sociali che voleva fare, sapete cosa ha fatto quando fonda la società? Ha venduto il pacchetto azionario, la maggioranza, ai suoi finanziatori, ottenendo per sé ovviamente la carica di amministratore delegato a vita prevista dallo statuto, ma poi, una volta che lui è morto, voi della famiglia Rossi non avete più sentito. Non c'è nessuna famiglia di grandi industriali in Italia che abbia fatto scelte del genere, che per avere i soldi per fare i servizi sociali rinuncia alla maggioranza del pacchetto azionario. E infatti voi tutte le grandi famiglie di industriali le conoscete tutte, dai Marzotto agli Agnelli e via discorrendo, no? Perché? Perché hanno mantenuto il capitale nelle proprie mani e quindi il proprio nome, il proprio marchio ha continuato a circolare come proprio nome. Ma i Rossi già all'inizio del Novecento sono stati estromessi perché non avevano il pacchetto azionario. Quando muore Rossi, e torno al discorso per farvi capire che esperienza il mondo cimbro, il mondo cimbro-veneto, i nostri montanari dell'Alto Vicentino, la nostra popolazione montanara o no, non ha importanza, perché comunque qua, anche se uno si abbassa, non è che ragiona in maniera molto differente di quelli che sono sulla costa del monte, no? Ha avuto, l'anno in cui lui è morto, è il 1896, aveva fatto tutto questo che vi ho raccontato. Lui muore a febbraio. A maggio c'è a Milano un grande sciopero. Gli operai milanesi, delle grandi industrie milanesi che nel frattempo si erano formate, scioperano per il caro pane, cioè il costo delle derrate alimentari era aumentato a livello tale che col proprio salario non riuscivano più a sfamarsi. No. E voi dite, vabbè, gli industriali milanesi, che già lo dice il nome, no, gente che ragiona in grande, come minimo apre delle cooperative di consumo, come aveva fatto Rossi nel nostro territorio, per riuscire a garantire dei prodotti a prezzo controllato. No, non fanno questo. Allora comprano degli insiemi di derrate alimentari per far crollare il prezzo e quindi poter poi venderlo a prezzo calmierato alla propria gente, altra roba che faceva Rossi. Oppure danno un contributo in conto affitto
in modo che risparmi sull'affitto e con quello che ti rimane ti compri da mangiare, altro tipo di misura che facevano qui dalle nostre parti. No, non fanno nessuna di queste cose qua. Protestano col governo, il governo manda un generale con l'esercito, il generale Bava Beccaris, il quale col cannone si mette a sparare in giro per le strade di Milano e in un giorno ammazza 300 operai a cannonate. Questa era l'Italia di allora, non quella che vi ho raccontato prima del riformismo sociale, del welfare, della cassa mutua malattie, delle cooperative di consumo, dei quartieri operai e tutte cose del genere. Era questa qui. Quindi lo stacco, l'esperienza vissuta da queste parti è un patrimonio talmente importante, perché noi abbiamo che l'intera popolazione incomincia a vivere la modernità con 100 anni d'anticipo rispetto al resto della nazione, incomincia a essere istruita, alfabetizzata, andare a scuola quando ancora lo Stato non aveva quasi speso una lira per le scuole, no, perché c'erano già, addirittura nel proprio regolamento interno a un certo momento, passando gli anni, Rossi mette ai primi punti che d'ora in avanti, scrive, non verranno più assunte persone che non sappiano leggere e scrivere, perché aveva fatto tutte le scuole di ogni ordine e grado. Se tu non ci vai, io neanche ti assumo, io voglio degli operai emancipati che sanno gestirsi poi sul posto di lavoro, sanno leggere, sanno scrivere, sanno comunicare, sanno leggere le comunicazioni, sanno istruirsi, no? L'altra cosa che mette è che d'ora in avanti non saranno più accettate le assunzioni per raccomandazione. No, questa qua è proprio una roba moderna, perché ancora adesso funziona in un'altra maniera, cioè io assumerò solo quelli di cui ho bisogno e che siano capaci di fare quello di cui io ho bisogno. Terza cosa, e qua siamo proprio nella modernità più assoluta, d'ora in avanti non verranno più assunte persone che non siano vaccinate. Questo nel 1890 l'ha stabilito nel regolamento interno. No, ancora adesso abbiamo difficoltà a farlo rispettare nelle scuole, no, nelle fabbriche. No? Ecco, questa cosa è una delle tante cose che voi trovate nel libro, insieme a quello di cui io vi ho appena accennato, che sono, vi parlavo prima del banditismo, è stato un grandissimo problema, quello del contrabbando, il confine che c'era qui sulle creste dei nostri monti era un confine di Stato. Poi c'è stato lo strano fenomeno, un'altra cosa che è raccontata lì, della lotta fra i comuni cimbri. Cioè, nella vulgata normale si dice che questi montanari, cimbri, biondi, alti, con gli occhi azzurri e buoni, no? Che invece erano normali, come se normali adesso, perché fra l'altro i tedeschi della Baviera tendenzialmente sul moro e non sul biondo, dai tedeschi medesimi vengono considerati dei terroni, quindi non è che dobbiamo idealizzare questa strana popolazione. Ho perso il filo seguendo sta menata dei tedeschi, no, e adesso non lo trovo più. Quella di lotta fra i comuni dei cimbri, la lotta fra i comuni cimbri. Sì. Ah, la lotta dei comuni cimbri. Dicevo, a partire dal 500, quando queste comunità incominciano ad avere sostanza, cioè non sono più soltanto degli analfabeti di boscaioli che faticano tutto il giorno, cominciano ad avere gente istruita fra di loro, moltissimi vanno all'università a Padova, ci sono dei primi notai che sono d'origine cimbra, ci sono i sacerdoti tedeschi che via via vengono sostituiti da sacerdoti cimbri medesimi, cioè del luogo, ma che si sono istruiti, sono diventati sacerdoti, cioè si formano come comunità, mica che restano sempre a tagliare la legna, no? Quando diventano comunità, incominciano a gestirsi come qualunque comunità. A quei tempi lì, in cui vigeva, a partire da chi governava, la legge del più forte, che se l'imperatore di Germania ce l'aveva con la Francia dichiarava la guerra, che se lo Stato Pontificio ce l'aveva con Venezia organizzava la Lega di Cambrai e tutte le potenze europee hanno assalito la Repubblica Veneziana e così via. Era il metodo normale, naturale, quello di risolvere le questioni, quello di menarsi. Ecco che so, il comune di Recoaro
incomincia a litigare con tutti i comuni contermini per appropriarsi dei boschi di pascoli, dicendo quello è mio, da sempre quello era mio, me l'hanno portato via, e giù cause in tribunale, e giù bastonate in giro a boschi. Ma incomincia anche, che so, il comune di Valdagna con quello di Requaro, quello di Torre Belvicino con Valli del Pasubio, viceversa quello di Asiago con Rozzo, Rozzo con Luserna, quelli della Val Brenta con quelli che stanno più sopra, no, così via. No, la Lessinia intera, soprattutto col comune di Verona che era grande proprietario terriero, cominciano a portargli via fette di boschi dicendo che sono loro, e tutto questo giustificandolo con dei antichi documenti d'epoca scaligera, quindi di 200 anni prima, miracolosamente trovati. Ogni volta dice: abbiamo tanto cercato, siamo riusciti a trovare finalmente questa cosa, quindi è nostro. Gli ultimi che si svegliano in queste lotte è proprio il comune di Asiago, che fa causa al comune di Vicenza. Il comune di Vicenza era proprietario dell'intera piana di Marcesina, di tutti i boschi e i pascoli che ci sono lì, una roba che creava l'appetito solo a guardarli agli abitanti di Asiago. Era diventata proprietà del comune di Vicenza quando erano riusciti a sconfiggere Ezzelino da Romano, che prima era proprietario lui, perché Ezzelino da Romano, io prima vi ho parlato dei cimbri chiamati dai vescovi e dai feudatari, ma prima ancora che incominciasse quel processo era stato Ezzelino da Romano a portare qua ogni tipo di persone dal mondo tedesco, da propri soldati a coltivatori a minatori eccetera, che utilizzava nelle sue o nelle campagne di guerra o nelle campagne di proprietà, ed era feudatario di tutte le diocesi tedesche, soprattutto del vescovo di Frisinga, e si faceva assegnare terreni e cose in giro, per cui era proprietario ad esempio di metà dell'altipiano. Viene sconfitto, viene ammazzato, se ne appropria il comune di Vicenza. 200 anni dopo il comune di Asiago salta fuori: abbiamo qua un documento che dimostra che invece è sempre stato nostro. No, e ciò lì ha sbagliato, diciamo. Mentre sai, Recoaro se la prende, che so, col comune di Durlo, fra gli uni e gli altri non si sa ben chi dei due sa leggere meglio e scrivere, nessuno dei due, e se ne baruffa paesana. Ma quando il comune di Asiago se la prende con Vicenza, Vicenza, volenti o nolenti, per quanto noi altri della provincia ci stia sulle scatole, però cioè, aveva gente che sapeva leggere e scrivere, anche massa, no? E subito il comune di Vicenza dà incarico a 3 esperti di documenti antichi di esaminare il documento del comune di Asiago. Il risultato è che si dimostra pezzo per pezzo la falsità del documento. Addirittura quelli di Asiago, nel far confezionare il proprio documento, per definire bene quali erano i terreni che volevano, gli avevano fatto mettere i toponimi, il nome dei luoghi del 1500 e non del 1300, in modo che non fosse dubbi che magari non gli davano un pezzo di campagna che non gliene fregava un accidente, no? E dimostrando che è falso, Vicenza riesce anche a trovare chi erano stati i falsari. Erano 2 notai di Verona che avevano un traffico di questo tipo di documenti con tutti i comuni cimbri dell'Alto Vicentino e della Lessinia, no? In tribunale vengono condannati al taglio della mano destra, perché sai, la Repubblica di Venezia risolveva le faccende così, erano falsari via la mano destra, hanno più fatto un documento falso, con la sinistra gli riuscivano malissimo i documenti, no? Ecco, questa esperienza ce n'è decine, è la causa fra il comune ad esempio proprio di Recoaro e Torre Belvicino, è andata avanti per 4 secoli e adesso si sta rinfocolando di nuovo, no? Perché a Recoaro io ho avuto la bella pensata che i terreni di cui si sono appropriati con un documento falso del 1329, no? In comune di Torre Belvicino, finora, da allora, era sempre stato assegnato in uso, come le malghe diciamo, ad abitanti del comune di Torre. Adesso hanno fatto un regolamento comunale che i terreni comunali vanno assegnati prima di tutto a cittadini di Recoaro e non a quelli di Torre, e che quelli di Torre vuole fare causa di nuovo, riprendere una causa che è dal 1500 che va avanti. Ma questa cosa ti dà anche la dimensione del fatto che esistono queste comunità, del fatto che si sentono talmente ormai integrate che non solo usano le leggi
a proprio piacimento, così come fanno le normali comunità in giro per tutta Italia, diciamo, e per tutto il Veneto di allora, no, ma si sentono anche legittimate a farlo, perché scusami, un bosco dove tu sai che ha lavorato tuo bisnonno, che ha lavorato tuo nonno, che ha lavorato tuo padre, che tutti i tuoi parenti ci hanno sputato sangue e sono morti di fatica per riuscire a cavarci fuori il guadagno, di gente che da generazioni, da secoli a quel punto abita, nasce, vive e muore in quei luoghi lì, si sente proprietaria di quei luoghi, non accetta più che ci sia qualcheduno da tutt'altra parte che l'ha avuto per prepotenza secolare, dica è mio, no, sono loro, si sentono legittimati a usare anche il documento falso, la truffa, pur di garantire il benessere alla propria comunità. Quindi tutti questi avvenimenti, adesso io non ve li faccio tutti quanti, se no non occorre neanche più che leggete il libro, no, tutti questi avvenimenti sono sempre in doppia lettura. L'aspetto più eclatante e però alla fin fine superficiale, che mostra come non è vero che fossero tutti amici e fratelli, il comune, i 7 comuni hanno uno stemma con 7 facce di persone e sotto c'è messo la magnifica comunità dei 7 comuni fratelli cari, che ha fatto dal 500 in poi ai giorni nostri per tanti aspetti talmente tante liti che i fratelli cari, se proprio fratelli coltelli, no, dovrebbero fare anche 2 coltelli incrociati da inserire nello stemma, no? So che è registrato, quando mi sentiranno Asiago ma lo dico così per fare solo una benevola polemica. Ecco, dicevo, sono tutti in doppia lettura, c'è l'aspetto più eclatante e per certi lati superficiale che mostra questa litigiosità, c'è l'aspetto più ponderato che mostra invece come anche questo episodio, come anche poi il banditismo, il contrabbando, eccetera, sono tutte esperienze storiche della nostra gente che hanno contribuito a costruire quello che è il modo di pensare, il modo di essere, il carattere della gente contemporanea. Essere così è dovuto anche alla storia che si ha dietro alle spalle. Ragionare così è dovuto a quello. Avere nel proprio linguaggio, nei propri cognomi, nei nomi dei posti, certe denominazioni un po' strane, un po' particolari, anche quello è dovuto a quella lingua che si è persa e che se noi la decritiamo scopriamo questo mondo subito dietro, cioè noi pensiamo sia una cosa lontanissima ormai da noi, che magari bisogna proprio andare a leggere in un libro per riuscire, no, basta leggere un cartello stradale che ha lo spessore di qualche millimetro e se voi lo decodificate, quel nome, quell'indicazione di quella contrada, di quel paese, voi dietro al cartello scoprite quest'altro mondo, il mondo di cui io vi ho parlato fino adesso, vi ho accennato appena appena, no? E scoprite che dietro alla contrada Smitterle c'è Smitterle Fabbri, e la contrada dei Fabbri, dietro a Cichelleri c'è Zuccheller che è il costruttore di secchi, c'è la contrada di quelli che facevano i secchi, dietro contra Weber o il cognome, perché anche sia Cichelleri che Smitterle sono cognomi, Weber è da Weber e vuol dire tessitore, no? E così via, tutti i mestieri antichi, tutti i posti, il contrada Asnikar Requaro, che c'è anche un cognome, ci sono tantissimi che si chiamano così, è da Ase Eckar, che vuol dire il colle delle lepri, no? E lì la denominazione dove uno arrivava da lì, Pesavento per dirne un'altra, che è un cognome che in altri sembra che sia italiano quasi, no, è metà tradotto e metà tradotto a orecchio, cioè deriva da bise, che vuol dire in cimbro prato, wind, che vuol dire vento, e sarebbe prato ventoso, però vento è stato tradotto, bise si è andato a orecchio, si è detto pesa, no, pesavento, che non vuol dire un cavolo perché nessuno pesa il vento, no, o segafredo, che deriva da Sigfrido, non c'è nessuno che sega il freddo nel ghiaccio né niente, no? E queste derivazioni, ecco, tutto questo mondo, tutte queste storie di cui vi ho raccontato, ma soprattutto tutto il modo di ragionare e gli alberi genealogici di gran parte delle nostre famiglie derivano da lì, perché a parte le famiglie che hanno dei cognomi immediatamente riconducibili a parole cimbre o a parole cimbre tradotte, ci sono decine, centinaia, migliaia
di famiglie che hanno cognomi tipici delle nostre valli e delle nostre montagne, i quali anch'essi hanno la stessa identica origine. E questo perché? Perché voi sapete benissimo che nella nostra cultura e nella nostra normativa anagrafica il cognome che viene trasmesso è per via maschile, ma questo non è un dato scientifico, non è che il figlio sia figlio solo del padre e non della madre, anzi spesso è viceversa, a voler andare a indagare, ma passiamoci sopra. No, grazie a questo tipo di tradizione noi abbiamo che semplicemente quelli che per via maschile hanno ancora il cognome di origine cimbra, crediamo che siano di quell'origine. Ma provate a pensare, in quelle famiglie col cognome d'origine cimbra, quante mamme, quante nonne, quante bisnonne, quante avole hanno avuto di origine veneta col cognome veneto, che non è passato solo quell'altro, e viceversa, in quante famiglie tradizionalmente dei nostri posti con i tradizionali cognomi dell'Alto Vicentino, Zambon, Zanella e via discorrendo, i 1000 cognomi che ci sono dalle nostre parti, no, hanno nel proprio albero genealogico mamme, nonne, bisnonne e via discorrendo, con cognomi di origine cimbra che non sono passati, è passato un nome semplicemente del papà. Quindi non occorre più fare un'anagrafe delle famiglie di origine cimbra, che non vuol dire nulla, no, ma bisogna semplicemente, è molto più in maniera fruttuosa, studiare, capire, concepire che cosa è stata la storia di questo territorio, quali sono le caratteristiche culturali che sono arrivate fin noi, quali sono i punti di eccellenza che ci sono stati, come ci si è riusciti a disancorare da un destino di fame per andare a un destino di benessere, e come all'interno di questo destino, per ora, speriamo che continui così, di benessere, no, ci sia un modo specifico di operare, di lavorare, di essere cittadini nelle nostre comunità, che è tipico dei nostri luoghi, che non è che lo ritrovate sempre dalle altre parti. Il fatto per dire che qui dalle nostre parti, nelle nostre comunità, nei nostri paesi, chi è un bravo lavoratore, chi sa avere successo nella propria attività, sa mantenere la propria famiglia, sa se è imprenditore portare avanti gli affari, se è lavoratore sa rispondere dei propri compiti in maniera eccellente e secondo quanto viene pagato, viene considerato non solo bravo da un punto di vista professionale, ma buono, viene considerata un'ottima persona. Il giudizio professionale diventa un giudizio morale, e questa è una caratteristica tipica delle nostre parti, in cui è tipico vantarsi della propria capacità lavorativa. Quante volte alla sera nei bar ti senti due artigiani, no, mi ancora lavorare 12 ore, mi 14, mi 27, no, a spararla chi la spara più grossa, perché non è solo virilità, è essere bravi in assoluto, il fatto della propria dedizione al lavoro. Ecco, questa è una delle, proprio la dedizione al lavoro è uno degli elementi di continuità e di caratteristica di fondo della popolazione di queste parti a partire dai secoli bui del Medioevo fino ai giorni nostri. Tantissime altre ci sono, alcune le troverete scritte nel libro, e adesso mi termino qui. Allora, la famiglia di mio marito è Lazzarotto, da Vastagna. Lavoravano e coltivavano il tabacco e aveva dei bisnonni e avi che erano contrabbandieri. Quindi io in queste pagine mi sono ritrovata e ho sempre pensato che il contrabbandiere era quello, la pecora nera della famiglia, era quello che non aveva voglia di far niente e che cercava le scappatoie per farsi un po' di soldi. Invece leggendo mi sono ricreduta e ho visto un'altra faccia, è quello che cerca in qualche modo di sopravvivere o di portare, perché non c'era più niente, non c'era modo di avere un qualcosa in più e si arrabatta come può. Poteva non fare il contrabbandiere, fare l'emigrante, però sì. Capisci che sono giochi, no, che è facile fare sulla pelle altrui, no? Uno preferisce rischiare a quel punto. Se voi, proprio la storia di Tonle che ho citato prima, racconta
Rigoni Stern, la storia di contrabbando, perché all'inizio del racconto c'è Tonle che viene beccato dalle guardie, si divincola e scappa, e a quel punto viene bandito, perché il metodo che c'era durante tutta la Repubblica di Venezia fino al Settecento era che chi commetteva un reato, normalmente la pena che gli veniva data era di essere bandito, cioè di dover andare via. Se tu tornavi sul tuo posto di abitazione potevi essere messo dentro, potevi addirittura essere ammazzato. Addirittura se un altro bandito ammazzava te, gli veniva tolto il bando. Quindi tu ti trovavi in una situazione di delinquenza, perso in giro per la montagna, no? Voi pensate che c'era chi che di animo era portato a delinquere, che a quel punto non aveva più remore, e c'era allora il banditismo, ma non banditismo, ecco, c'erano i briganti, quelli là diventano, perché i banditi, il nome purtroppo poi è diventato sinonimo di brigante, in realtà i banditi erano semplicemente quelli che erano stati beccati a compiere qualunque tipo di reato e espulsi dalle comunità. Perché Venezia faceva questo tipo di condanna? Beh, innanzitutto perché non gli costava niente, bastava dire sei bandito, chi ti trova ti ammazza, io non muovo. Venezia non aveva un corpo di polizia. Durante la Repubblica di Venezia, se tu andavi in prigione, non è che ti mantenevano, ti dovevi mantenere, se non eri in grado di mantenere morivi di fame in prigione, punto e fine. No, per cui andavano solo i ricchi in prigione, perché erano lì, si mantenevano tranquillamente e poi uscivano qua. No, una tantum è qualche ricco che l'aveva combinata a qualche altro ricco, di sicuro non perché aveva fatto fuori qualche povero, perché nel qual caso metteva a disposizione un proprio servitore ad andare in prigione al posto suo. No, era un altro sistema che esisteva allora. Cioè tutto il mondo di un tempo era talmente differente nelle sue regole che questi fenomeni che adesso tu dici sono delinquenziali, sì, sono classificabili all'interno di quella categoria generica, ma avevano tutt'altro senso, tutt'altro significato, per cui tu ti sei trovato davvero degli avi delinquenti a avere invece dei povera gente che cercava di darsi a fare. Esatto, li ho valutati in maniera diversa. Poi un'altra domanda mi è sorta leggendo il libro. Nell'epoca in cui si è cominciata a lavorare la lana, si è cominciata... e c'erano questi lavori in casa e c'erano tante piccole fabbrichette, nella nostra zona si lavorava la seta, c'erano i bacchi da seta. E allora mi chiedo perché non c'è stato fatto quel passaggio, non c'è stata l'industrializzazione, non c'è stato quel passaggio che c'è stato con Rossi, perché mancava la figura, perché mancava un accentratore, perché eravamo tante piccole unità. Questo è capitato in tanti settori produttivi, questa cosa, cioè la mancanza di un gruppo forte, sia finanziariamente sia di testa, di capacità imprenditoriale, che sapesse, diciamo, coagulare le risorse che c'erano e farle sviluppare. Il settore della seta ha sentito tantissimo la concorrenza della Francia, Lione soprattutto, no? I quali assorbivano loro i capitali e la possibilità di commerci in quel settore lì. La zona di Arzignano c'era la famosa famiglia Pellizzari che non facevano allora la concia della pelle, ma che se evidentemente i loro antenati l'avevano fatta visto il nome, sono famosi commercianti di seta che anche a Piazzola, con anche alla finale di Piazzola lavorava la seta. Sì. Non si è riusciti a fare quel salto, per dire, nella cavare pietra o nel cavare le miniere, lì a un certo momento si sono formate delle società grosse, no? Per riuscire a commercializzare, però lì è stata carente la materia prima. L'unico settore in cui si è formato un nucleo forte imprenditoriale è stato nell'estrazione del caolino, le terre bianche che servono per fare la ceramica. Era nella zona del Tretto, che quella sopra Schio, una zona di colonizzazione cimbra, tutti quanti lì solo e soltanto di origine tedesca, cercavano argento, finito l'argento ho scoperto che in realtà c'era tantissimo caolino. Lì si è formata la società, la Caolino Pancera si chiama, che fra l'altro esiste tuttora, cioè non esiste più l'attività di cavare il caolino, è diventata adesso, è stata acquistata dai grandi produttori di piastrelle emiliani, è una società che acquista materie prime in tutto il mondo, quindi
ormai è decollata ed è fuori dalla orbita nostra locale, sì. Assolutamente, no? Ecco, però non tutti i settori, c'era molto il settore della paglia, dei cappelli di paglia, ma rostica, ma anche su in altipiano, eccetera, e anche quello non è riuscito poi a trasformarsi in altro, no? A un certo momento, quando è cessato l'uso di quei manufatti lì in maniera generalizzata, quello si è estinto. In Altipiano d'Asiago è esistito il settore dei giocattoli di legno, dello scatolame, pensate, erano tempi in cui non esisteva la plastica, non esisteva tutti i materiali odierni, quindi le confezioni, le cose eccetera si facevano utilizzando il legno essenzialmente come imballaggio, no? Avrebbe potuto sorgere una grandissima industria, ma hanno avuto difficoltà. La vera soluzione dei problemi dell'Altipiano d'Asiago, della zona di Recoaro, della zona di Lavarone, eccetera, è stato il turismo. È stato quello che ha fatto loro svoltare, e da zona che era diventata zona emarginata, la montagna nostra nell'Ottocento e poi nella prima parte del Novecento erano zone periferiche, perse, con pochissimo fuori mano, senza strade. È stato Rossi ha dovuto portare un ingegnere dalla Germania che aveva inventato la cremagliera, fargli fare il progetto per la ferrovia per andare ad Asiago per sviluppare il turismo, perché lui aveva visto che l'unica strada lì probabilmente era quella dello sviluppo turistico già nell'Ottocento. Ci aveva costruito una villa con 60 posti letto, era un albergo in parole povere, dove faceva arrivare tutti gli industriali europei per mostrargli i posti perché questi qua investissero. Poi non c'è riuscito perché poi alla fine lui è morto e quindi tutta la cosa è morta lì. Pensate che è stata probabilmente la prima guerra mondiale a porre le basi dello sviluppo turistico. Perché? Perché per le esigenze militari si sono fatte tutte le strade nelle zone montane. Il 90% delle strade che adesso sono utilizzate per andare a sciare, andare in giro ai vari paesi eccetera, sono state fatte durante la guerra del 15-18, perché prima erano mulattiere, sentieri, punto e basta. Non si riusciva, fra Asiago e Vicenza l'unico trasporto era su muli fino al 1915, no? Ecco, a parte la ferrovia che poi è stata fatta, che era stata bloccata perché avevano paura che servisse al nemico poi per portarsi giù lei, i cannoni o roba del genere, no? Quindi anche sulla guerra del 15-18, per continuare il concetto di prima, è possibile addirittura questa doppia lettura, nel mentre è stato lo sfacelo totale delle nostre montagne. Pensate, il Monte Pasubio è stato demolito a colpi di mina, tirato giù intere vette alpine, l'intero Altipiano d'Asiago è stato raso al suolo, boschi e case compreso, no? E però contemporaneamente nel fare tutta l'attrezzatura stradale, che mai era stata fatta prima, si sono poste le basi per il possibile sviluppo turistico che poi si è effettivamente avverato, che senza quella infrastruttura stradale probabilmente non sarebbe decollato con quella velocità e con quel tempismo che c'è stato nel momento in cui si è creato. La foto sicuramente sono cimbri. Cosa hanno in mano che non sono riuscita a capire se era uno strumento musicale, se era un archimbugio, se era un... Qui è ancora simile all'archibugio, ma adesso via via si è trasformato, lo troverete poi in fondo negli allegati, che sono delle specie di fucili con un calcio largo così, che pesano dai 30 ai 50 kg, che sono utilizzati, adesso ci sono solo in Lessinia, c'è qualche testimonianza, sta foto qua ad esempio è dalle nostre parti, qua in Valleogra, ci sono altri documenti che attestano la presenza anche dalle nostre parti di quello strumento lì, che poi invece qua si è persa come tradizione. Invece in Lessinia ci sono due gruppi folcloristici che usano questi qua, si chiamano trombini, per sparare dei botti tremendi con un fumo infinito. Sono delle specie di fuochi artificiali rudimentali che si usano per le feste. Quando c'è la festa, la sagra, ci sono intere batterie di trombini che vengono fatti sparare tutti d'un colpo, no, e fanno un rimbombo in giro per le montagne come se fosse chissà che tempesta, no?
è una cosa abbastanza curiosa ed è la trasformazione nel corso dei secoli delle armi, degli archibugi, di cui la popolazione delle nostre montagne era dotata e aveva il permesso di portare, perché nella Repubblica di Venezia, nell'intero territorio, vigeva il divieto di girare armati, era proibito, no? Escluso le milizie confinarie dei 7 comuni e le milizie confinarie del Pedemonte, sono 2 formazioni distinte. Quelle del Pedemonte sono nella Valleogra, nella Valle dell'Agno, fin sopra i Lessini. Quelle dell'altipiano d'Asiago ovviamente sono in altipiano, che avevano compito di controllo dei confini. Poi quelli di Asiago qualche volta in effetti hanno combattuto e hanno avuto anche dei passati eroici. Quelli del Pedemonte non hanno tanto combattuto, perché chi è che arrivava dal confine? Le truppe imperiali. E quando è arrivato nel 500 la prima volta giù l'imperatore Massimiliano durante la guerra di Cambrai, istantaneamente la Valleogra e la Valle dell'Agno si è arresa al grido impero, impero, perché l'imperatore gli aveva promesso di dargli permesso di tessere i panni alti di cui vi ho parlato prima, e di botto sono passati da Venezia all'Austria, diciamo, no? Nel mentre ad Asiago, al grido di San Marco, San Marco, si sono difesi. Perché? Perché loro, per via della loro posizione, avevano da parte di Venezia tutta una serie di esenzioni fiscali e di contratti favorevoli per i traffici di legname, eccetera, che mai l'Austria gli avrebbe dato, perché dei boschi ne avevano il doppio di loro e quindi non avrebbero avuto nessun privilegio, no? Per cui gli uni hanno difeso San Marco, gli altri si sono venduti istantaneamente all'imperatore. Ma voi dovete fare un altro tipo di ragionamento, non di maggiore o minore fedeltà, ma ambedue erano dei sudditi, non dei cittadini. Non avevano i diritti che abbiamo oggi, non c'erano le nazioni moderne, nessuno eleggeva i nobili veneziani, dalla sera alla mattina potevano prendere il contratto e i privilegi che avevano ad Asiago, dargli fuoco e buttarlo via, e fine, non potevi aprire bocca. E quando si è sudditi, sai, muori per il tuo regnante se ti dà qualche vantaggio, se no passi a un altro regnante, perché che comanda uno, che comanda l'altro, tu sempre suddito resti. Non a caso la Repubblica di Venezia non ha mai avuto un esercito proprio, ma ha sempre avuto un esercito mercenario. Si fidava di più di quelli che pagava che avere un esercito di leva, perché le volte che ha provato a organizzarlo, si chiamano le Cernide, si è trovato sempre abbastanza mal partito, perché i contadini arruolati al momento dello scontro con i nemici, morire per i propri padroni non è che gli piaceva tanto. Spessissimo, soprattutto nella guerra contro l'Austria per via del problema dei pirati della Dalmazia, la famosa guerra di Gradisca o degli Uscocchi, le Cernidi in quel momento lì hanno girato i tacchi quando sono arrivate le truppe dell'imperatore d'Austria di Vienna, che dentro avevano di ogni razza e di ogni faccia, avevano gente dei Balcani eccetera, che avanzavano con le scimitari in mano. Le Cernidi veneziane hanno segato il palo immediatamente, perché farsi sgozzare per i nobili veneziani non ce n'avevano nessunissima intenzione. Ma anche questo è sempre, vedi, si può vedere così, si può vedere in tantissime altre maniere. I tempi erano differenti. Quando si fa un discorso storico, e questa è l'avvertenza di avere, di capire che non è che puoi usare il metodo di oggi, il metro di oggi, per misurare quello che è capitato nei tempi passati, ma ogni volta bisogna adottare un altro metro. Pensate che addirittura il modo di contare gli anni è sempre stato differente, ma fino al 700, fino agli inizi dell'Ottocento, nella Repubblica di Venezia l'inizio dell'anno incominciava a marzo, no? Per cui quando voi leggete un libro dei tempi di Venezia che vi dice che una cosa è successa in quell'anno lì, dovete sempre guardare in che mese è successa, perché in realtà, secondo il calendario vigente, è successa l'anno prima o l'anno dopo, no? Perché noi lo consideriamo dal 1° gennaio, no? Ma questa cosa di avere le date più disparate era in giro per tutta Europa. Ogni nazione aveva la sua data quando si incominciava l'anno. Non è che non combaciava con gli altri, no, pensate che nel meridione d'Italia era a settembre e cominciava l'anno nuovo, così,
perché sai, ognuno aveva queste tradizioni legate ai cicli della natura, all'agricoltura, eccetera, per cui la chiusura degli anni veniva fatta in epoche differenti, chi a primavera, chi in autunno, chi appunto a dicembre e così via. No? Quindi metri differenti per giudicare epoche differenti. Bene, se avete domande, se c'è qualche curiosità. Una domanda vorrei fare perché devo scappare. Intanto la ringrazio per essere per presentare il suo libro che mi ha veramente colpita tantissimo. Il detto Montanaro scarpe grosse cervello fino può aver avuto origine dal popolo cimbro, visto che aveva questo... Credo che sia un detto comune, ogni popolazione, sia essa montanara o chissà per quelli di mare quanti proverbi hanno a loro favore, si inventa dei modi di dire che gli tenga su di morale, ma poi sai, no, spesso purtroppo il montanaro aveva scarpe grosse e non tanto cervello, ma per le condizioni di vita che era costretto a sopportare, mica per altro, mica perché fosse geneticamente più stupido di un marinante. I marinai girano il mondo, vedi, no? Hanno una morosa per ogni porto e quindi è gente con la mente aperta. Non è mica vero, e chissà quanti zucconi ci sono anche fra i marinai, analfabeti, ignoranti, incapaci di capire in che mondo vivono. È così. Poi i proverbi, che sono la saggezza popolare, è una saggezza, sai, campanilistica, no? Conferma la signora che dalle sue parti dicono Montanì, scarpe grosse, cervello fino. Quindi si è adattato alla zona. Esatto. Grazie ancora, buonasera. Bene, allora